Buonasera a tutti, saluto chi ci sta seguendo in diretta streaming. Porto i saluti del Lions Club San Daniele che rappresento come presidente per quest'anno, a scadenza, quindi sono le ultime fatiche del presidente per quest'anno. Ho il compito iniziale di ricordare cos'è Lions. Lions è la più grande associazione laica e apolitica di service e di volontariato del mondo. È internazionale, è stata fondata oltre 100 anni fa, ha 1,5 milioni di soci, 47.000 club e opera in 209 paesi. Il nostro hashtag è We Serve in salute, ambiente, scuola, giovani, sport e comunità. Il Lions Club propone informazione e cultura, per cui abbiamo fatto tutti questi meeting. Il finanziamento è essenzialmente autarchico, quindi più soci a un club, più siamo, più possiamo fare dei servizi, ed è importante il socio, il consiglio e la squadra. I servizi sono di zona, locali, distretto, nazionali e internazionali. Il Club San Daniele ha 52 anni, siamo abbastanza maturi, abbiamo attualmente 26 soci, a breve, a giugno, arriveranno altri 3 soci. Operiamo in tutte le zone di interesse del Lions. In particolare l'anno scorso abbiamo donato le tavole ottometriche per la screening dell'ambliopia. Quest'anno abbiamo regalato il test di Lang. Il prossimo anno regaleremo il test di Chiara. Il tutto è stato messo in una scatola e qualche giorno fa siamo stati a consegnare il materiale. È stato anche molto divertente perché tutti i bambini che vedete nella foto hanno fatto direttamente lo screening subito. Infatti venivano qua, dimmi se vede il disegnetto o meno, e quindi abbiamo fatto vedere con un test molto semplice da utilizzare. Poi abbiamo un altro service, quello del percorso elementare, in cui la donazione alla scuola elementare di un mosaico dell'artista Gortan. Qui abbiamo l'opera in corso di lavorazione in collaborazione col comune. Questa foto è per ricordare soprattutto ai soci i saluti che vi arrivano dal Lions Club Carpi, che abbiamo visitato nel weekend. Come al solito sono simpaticissimi, ci hanno trattato benissimo. Io ho detto più volte che mi è sembrato di essere sempre stato lì in loro compagnia, sono stati molto generosi come sempre. Ci hanno fatto vedere il castello di Pio con il museo all'interno dello stesso. Naturalmente c'è stato lo scambio dei guidoni col presidente. Qui vedete sono i 3 presidenti, c'è io, il presidente in carica, e il presidente in coming, che vedete ha un sorriso un po' più stretto, più preoccupato di quello che se ne sta per uscire dalla carica. Poi naturalmente abbiamo fatto un esercizio di sollevamento pesi in caseificio, e abbiamo anche visto delle belle vetture in un museo dell'automobile. In questi giorni abbiamo dovuto salutare il nostro socio onorario, che ha tirato su molti di noi come Boy Scout, come insegnante. Insomma, è stata una persona importantissima per quest'area del Friuli, e abbiamo dovuto salutare anche una socia ad honorem, perché per tanti anni sorriso, ci ha fatto compagnia col suo sorriso, la carissima Corinna. I meeting, abbiamo fatto una serie di meeting con l'obiettivo di presentare l'eccellenza friulana, per far conoscere quanto di buono facciamo. Siamo al penultimo meeting, quello dedicato agli imprenditori. Abbiamo avuto la Cimolai, Anna Mareschi Danieli, Clara Maddalena, finiamo con non potevamo non finire che con Gabriele Lualdi, che è un imprenditore a tutti conosciuto e che ci ospita in realtà lui in questa struttura. Ero un po' incerto su come presentare, ho chiesto vari consigli sul curriculum, ma è un curriculum talmente impegnativo che non bastava la serata per parlarne. Allora ho pensato a cosa posso paragonare Lualdi, e mi è venuto in testa che posso paragonarlo a un vero e proprio vulcano dal punto di vista imprenditoriale, di idee, di proposte. Non un vulcano
un po' moscio come quello in alto a destra, ma quello che proprio dà fuoco a tutto quello che lo circonda. Naturalmente il DNA di Lualdi è partito molto lontano, quando ancora Carlo Leopoldo Lualdi ha fondato la Lima nel 1945, e quando di nascosto, non tanto di nascosto, in un'officina, una specie di garage, officina di casa, hanno costruito un elicottero. Naturalmente il tutto è stato portato avanti, la Lima è diventata un'azienda importantissima a livello nazionale, con moltissimi dipendenti, una ricchezza per San Danielese, e non so se sapete, ma io mi ricordo che sono andato una volta a parlare, lì parlano solo inglese, cioè si parla solo inglese, non si parla italiano, parlano tutto inglese e tutti i documenti sono in inglese, quindi c'è un pezzo d'Inghilterra a Villanova di San Daniele. Oltre alla Lima abbiamo l'HPF che è a Fragogna, sempre per materiale in titanio, e poi le cose divertenti, un po' più divertenti, una volta che ha lasciato la Lima, con l'AMIL, la gestione di questa struttura, il golf. La struttura merita essere vista per il soffitto di Celiberti, la piscina, la scala, la mitica scala che scende alle camere, e il centro medico dove ho la fortuna e l'opportunità di operare. Una struttura così bella c'è invidiata in tutto il Triveneto. Ogni volta che faccio vedere le diapositive vedo insomma gli occhi un po' invidiosi dei colleghi che le vedono. Naturalmente non basta un hobby, bisogna averne anche molti di più. Abbiamo l'hobby del volo, l'hobby della vela e vai, che insomma si è andata molto bene alle barcolane e aggregate che ha fatto, il golf, e adesso lascio la parola un momento al sindaco per un saluto, e poi a Matteo per condurre la serata. Grazie Presidente, grazie a quanti sono qui con noi questa sera e grazie a quanti ci seguono da casa. Io ho partecipato durante questo vostro tour di incontri ad alcuni di questi incontri, e ci tenevo particolarmente a essere presente stasera, tant'è che ho iniziato con una gaffa, perché mi sono presentato qui in zona Fagagna con 1 ora e 45 di anticipo. Poi ho avuto buona compagnia al golf con un don con alcuni amici e ho ingannato l'attesa. Ma ci tenevo perché Gabriele Lualdi è un imprenditore che su San Daniele ha lasciato il segno, e quando dico su San Daniele intendo la città, ma intendo anche quello che è l'ambito collinare. Siamo in una struttura qui a Fagagna che ha ideato, che ha realizzato a completamento anche completamento di quello che è il golf club, e poi c'è anche ad Osopo una grande area di aviovolo o di aviosuperficie che riguarda sempre la sua famiglia e la sua intrapresa. Questa intrapresa vulcanica, come ci diceva il presidente Beltrame. Cosa dire? Dire che San Daniele dalla Lima ha ricevuto parecchio, ha trovato una impresa che si è sviluppata moltissimo. Anche prossimamente, nelle prossime settimane, il Comune di San Daniele, l'amministrazione darà il via libera ad un ampliamento di questa impresa, perché continua a crescere in quello che è ormai un ambito internazionale. Ricordo che non ero ancora sindaco, forse 10 anni fa, 8 anni fa, ci fu un coinvolgimento degli imprenditori, dei commercianti sandanelesi presso la Lima per avere un'apertura, una spiegazione, un racconto di quello che era la storia di questa importante società, importante impresa sandanielese al territorio di imprenditori più piccolini che circondavano. E ricordo come proprio Gabriele Lualdi ci spiegò gli alti di questa impresa, ma ci raccontò dei bassi, di momenti di difficoltà, e ci spiegò anche come diverse volte nella sua storia imprenditoriale ha saputo, con coraggio e con intuizione, anche con grande rischio, spostare completamente la barra e la direzione della sua impresa. E io tengo sempre con me a buona memoria questo racconto, perché aiuta anche me nella mia attività imprenditoriale e soprattutto nell'attività di sindaco, nel sapere che ci sono momenti difficili dove
è anche giusto prendersi dei rischi e prendere la barra e spostarla in una direzione seguendo il proprio intuito, seguendo la propria sensazione e avendo una visione verso il futuro. Questo abbiamo cercato di fare in questi 4 anni e devo dire che nella mia breve storia di amministratore, di imprenditore, anche le pillole che ho ricevuto in quel breve incontro, in quella mezza giornata in Lima alcuni anni fa, mi sono stati utili. E poi devo dire che tutto sommato vedere la parte, anche se vogliamo ludica e di bellezza che riguarda Fagagna è qualcosa che arricchisce la nostra comunità culinaria, quindi come Comune di San Daniele non possiamo che agevolare e essere grati a una famiglia, a un imprenditore che intraprende in questo senso, diciamo, sul nostro territorio. E poi sono grato ovviamente dell'invito al Lions, perché al di là dell'ospite di stasera ha saputo in questi mesi inanellare una serie di incontri molto stimolanti. Alcuni li ho seguiti di persona, qualche altro solo per alcuni tratti in differita via Facebook o via YouTube, però sempre c'è stato un arricchimento della mia persona e anche del territorio, quindi anche di voi ascoltatori, e credo che sono cose che soprattutto per i giovani, io mi ritengo ancora nella fascia dei giovani, possono essere d'esempio e d'aiuto per le scelte future, per come approcciarsi ai problemi di ogni giorno che sono piuttosto complessi, ma ogni epoca ha i suoi problemi complessi, quindi non è che la nostra sia particolarmente complessa, come tutte le epoche ha le sue difficoltà. Quindi grazie dell'invito, complimenti al Presidente, complimenti a tutti voi e grazie a Gabriele Lualdi per essere qui e per quello che ci racconterà e dirà, e spero, e questo è un augurio personale mio, che anche questa sera possa lasciarmi alcuni stimoli, alcuni spunti che possano aiutarmi nella mia crescita di amministratore locale. Grazie. Matteo, è tutto tuo. Grazie. E dico anch'io qualche cosa, ma solo qualche cosa, perché le presentazioni che del nostro ospite sono state fatte dal Presidente e dal Sindaco sono già decisamente esaustive, per introdurre un po' il discorso che il nostro ospite vorrà farci questa sera. E io penso che Gabriele Lualdi non ami più di tanto le definizioni di sé, anche perché forse qualsiasi definizione che si possa dare di lui probabilmente gli sta un po' stretta, nel senso che risulta troppo corta, troppo piccola per descrivere la sua attività e la sua personalità. Ma se io dovessi pensare, visto che lo conosco ormai da qualche anno e sono molto contento di questo, a come definire un personaggio come lui, io lo definirei un visionario e un combattente. Un visionario perché l'orizzonte della sua vita, l'orizzonte della sua attività è infinito, sia da un punto di vista geografico, la sua casa è stata al mondo, possiamo ricordare tutte le sue esperienze internazionali, forse lo farà anche lui, e i suoi successi sono stati successi globali, e la sua instancabile voglia di andare avanti, la sua passione per il volo, per lo spazio lo dimostra, stanno proprio a testimoniare di questa visione immensa di Gabriele Lualdi. E poi dico un combattente perché sempre la sua vita, il suo operare quotidiano mettono in risalto la forza di un uomo, la sua energia davvero inesauribile, e anche quella capacità, quella spinta a non arrendersi di fronte ai limiti dell'attività quotidiana dell'uomo, dell'imprenditore, quei limiti di fronte ai quali molti di noi talvolta sono tentati di fermarsi. Sulla sua vita io penso che la persona più adatta a raccontarcela sia lui, anche se il Presidente ha già ricordato che Gabriele Lualdi è figlio di Carlo Leopoldo Lualdi, fondatore della Lima, fondatore della AR Lualdi. Gabriele ha mosso i suoi primi passi nell'impresa di famiglia, mi pare intorno alla metà degli anni 60, dopo la morte dello zio, che era come dire, il responsabile amministrativo, comunque la persona che si occupava della gestione. Attraverso, lo dicevo prima, esperienze internazionali, di cui ricordiamo almeno quella in Sud America, in Brasile, dove lei ha vissuto dal 77 all'80, attraverso
una intensissima attività imprenditoriale segnata da grandi intuizioni, da una inesauribile curiosità per le nuove tecnologie. Attraverso tutte queste cose e altre, Gabriele Lualdi ha fatto grande la Lima e l'ha trasformata in un'azienda leader nel settore biomedicale. Con la sua fuoriuscita dalla Lima, la sua attività non è certo finita, è cambiata però anche radicalmente. In questi ultimi 10 anni è stato imprenditore alberghiero, promotore, questo è molto importante, promotore instancabile del nostro territorio come meta di un turismo esclusivo, non di massa. È filantropo, fondatore e animatore della Fondazione Lualdi Aerospazio, di cui spero ci parlerà, che opera prevalentemente presso l'aviosuperficie Nino Pittini di Rivoli di Osoppo, e anche tante altre cose. E allora io, provocandolo e dandogli la parola, gli chiedo: se lei dovesse definirsi oggi, signor Lualdi, che cosa direbbe di lei? È più imprenditore, è più filantropo, è più nonno o papà? Chi è insomma Gabriele Lualdi oggi? Beh, provo un po' di imbarazzo a tutti questi applausi. Non sono abituato, ma mi preoccupa, no? Perché queste cose si scrivono sulle lapidi, no? Quando alla fine... E quindi, vabbè, lascerò scritto cosa desidero che sia scritto sulle lapidi, non ci devo ancora pensare. Rovescio tutto il mio discorso. Perché sono qui? Io durante la mia vita imprenditoriale ho avuto moltissime spinte e incentivi per stare negli Stati Uniti, per stare in Australia, per stare in Giappone, per stare in Cina, per stare ovunque. Non trascuro l'Europa, perché l'Europa l'ho sempre considerato il mercato domestico. L'Europa era il nostro piccolo spazio in cui eravamo a casa nostra. Per me essere internazionale voleva dire conquistare un Giappone, conquistare l'Australia, conquistare l'America del Nord. E come tale ho avuto una caterva di proposte. Il mondo è molto bello, anche fuori dall'Italia o dal Friuli. Però questo attaccamento al posto dove sono nato, dove ho cominciato a fare i miei primi passi, mi ha sempre convinto, con tanta fatica, a ritornare sempre, diciamo, a Udine. Chiamavo Udine perché è una piccola cittadina, cioè girando il mondo io usavo Venezia come riferimento, perché in giro per il mondo tutti sapevano più o meno dov'era Venezia, e dicevo ero vicino a Venezia, una piccola cittadina che si chiama Udine. Non potevo dire Fagagna, San Daniele, Anduins, Vito d'Asio, erano nomi sconosciuti a tutti, anche gli italiani stessi. Mi sono sempre detto no, io torno sempre a casa mia, mi trovo benissimo a Zurigo, posto meraviglioso, si parla un tedesco maccaronico, si mangia discretamente, solo la cioccolata è molto buona, un posto splendido finanziariamente parlando, o per avere dei successi anche internazionali. Però prendevo sempre l'aereo, tornavo a Venezia e venivo a casa, quindi alla fine mi sono convinto durante tutta la mia vita imprenditoriale che il posto più bello per abitare, per lavorare, per progredire era il Friuli Venezia Giulia. Io ho avuto la fortuna di, fin da ragazzo, con la guerra siamo stati sfollati da Anduins, non so chi di voi sa dove è Anduins, che purtroppo il terremoto poi lo ha distrutto, ma una bellissima vista sul ponte di Pinzano, sul vecchio ponte di Pinzano, con queste viste del tagliamento che sono eccezionali. Ma scendendo la piana di San Daniele, arrivare fino alle colline moreniche di Fagagna, con posti che io giravo in continuo in bicicletta la mattina presto, prima di andare a lavorare, 2 orette di bicicletta facevano bene allo spirito ma anche al corpo, e finivo sempre su una collina a Fagagna, non c'era il golf, non c'era niente, che dove io ho fatto la casa adesso, c'era l'ultima collina prima di Fagagna, e quello era il posto che io mi fermavo un attimo seduto sotto un pino. E dopo tanti anni, è 30 anni che abito lì, ma dopo tanti anni sono riuscito a conquistarmi quella collina, e da quella collina io non mi sono più mosso da 30 anni a questa parte. Per dire,
che ho trascurato lo sviluppo economico e industriale a favore di ritornare in un posto che di questa non aveva una grande tradizione. Io ero un grande fornitore di industrie aeronautiche, ma stanno a Seattle, si chiama Boeing, un po' lontanino da questo posto. Ero fornitore delle industrie automobilistiche nella prima parte, ma stavano in Germania la grande parte, o al massimo c'era la Fiat che stava a Torino, non stava certamente in Friuli. E quando poi ho avuto successo nel settore medicale, i clienti stavano nel mondo e quindi io dal mondo devo sempre ritornare a Fagagna, perché Fagagna avevo stabilito che era il mio posto. Perché avevo stabilito il posto? Perché la mattina uno si alza e vede questa arco di montagne, queste colline a sud, queste montagne a nord, che sono alla giusta distanza per goderle. In certi posti sono troppo incombenti, qui la distanza è corretta, si mangia bene, gente col sorriso. Un disastro l'abbiamo avuto, il terremoto, ne possiamo accennare dopo, ma quello purtroppo ha cambiato un po' gli umori della gente, però insomma ce l'abbiamo superata anche questa crisi. E quindi da un lato non ho fatto bene per lo sviluppo delle industrie, però ho fatto molto bene per lo spirito, perché non solo il denaro conta, ma anche la soddisfazione che non ha un prezzo. Beh, anche dal punto di vista dell'industria mi pare che abbia fatto abbastanza bene, no? Sì, però credo. Diciamo che in altri luoghi potevo avere delle spinte molto più importanti. Qui era faticoso, diciamo, a fare quello che ho fatto. Però lei è stato un imprenditore friulano, diciamo, per scelta e anche per vocazione, per il senso di appartenenza che l'ha sempre legata a questo territorio, pur non essendo la sua famiglia originaria del Friuli. Sì, diciamo che il cognome è di Busarsizio, il tipico cognome Lualdi, lo trovate una volta, si dice nelle guide telefoniche, aprite sotto la L trovate 3 pagine e ancora oggi i Lualdi sono di Busarsizio. Mio nonno è venuto in Friuli Venezia Giulia perché era uno dei direttori delle centrali, sto parlando alla fine dell'Ottocento, l'energia elettrica era come l'informatica oggi e quindi lui faceva sottostazioni, era come fare oggi dei centri di internet. Ecco. Mio padre nasce anche lui qui in Friuli, ma non in un posto fisso perché mio nonno era vagante, girava in tutto quanto il Friuli e il Veneto e la guerra, diciamo l'ultima guerra è quella che ci ha consolidato sul posto, perché la nostra vicenda nasce ad Anduin, siamo di origine, io sono nato a Codroipo, mio padre era direttore di una polveriera a Codroipo, si chiamava Polveriera Mangiarotti. Immaginate nel 1944 quando sono nato io, all'inizio che sono quelli del 1943, eravamo ancora in piena guerra e quindi nel 1944 poi sono arrivati sia i partigiani, c'erano i tedeschi, c'erano gli americani, c'erano tutti che volevano avere il possesso di questa polveriera e mio padre ha pensato bene di scappare nella Val d'Arzino con tutta la famiglia, cioè, andiamo in un posto dove almeno non ci mettono al muro, non facciamo qualcosa per vivere. E da lì nasce poi anche l'impresa che si chiama Lima, che era Lualdi Industrie Meccanica Anduins. Questo era l'acronimo originale, diciamo, di questo nome che si chiamava Lima. E quindi nasce nel 1945, ancora a guerra non finita. Questo è l'inizio dell'attività. Io ero nato da qualche anno, sono nato, come dice mia madre, sotto le bombe e secondo mia madre mi avevano lasciato il segno, perché io ho sempre dato molti problemi. Mi è chiamato ingegnere, non sono ingegnere, ho avuto tanti titoli, tutti volevano darmi titoli da tutte le parti, io li ho sempre rifiutati perché, non perché sono orgoglioso, perché non ne avevo bisogno, diciamo così, però sono un autodidatta, perché avendo frequentato da ragazzo molti collegi, perché le scuole non c'erano in quegli anni lì, subito dopo guerra, purtroppo mi facevo cacciare via da tutti quanti i collegi che mi mettevano dentro, quindi ho avuto dei grossi problemi nella continuazione degli studi, perché essendo sempre espulso devo ricominciare da capo da qualche altra parte e conosco un sacco di collegi. Ho fatto amicizie con tanti, come me di quegli anni lì, purtroppo sono tutti morti, perché quelli che erano a scuola con me, nelle varie vicissitudini, non ne ricordo più uno che sia ancora in vivo, pazienza. Ho compiuto 78 anni da un po', quindi
per dire esattamente qual è la mia età. E il mio successo, non nego, lo dico schiettamente, è stato dalla mia capacità di studiare, interessarmi delle cose che avevo passione. A me è sempre piaciuta la fisica come materia, la scienza dei metalli o dei materiali in senso lato, e io mi sono formato in maniera abbastanza autonoma. Con mio padre non ho condiviso molto di tutto quello che lui aveva fatto perché non avevo la sua stima, fino agli ultimi anni della sua vita in cui ci siamo riconciliati molto bene, eravamo molto amici. Però ci eravamo già divisi come attività imprenditoriali. Mio padre cessa di essere un uomo attivo col terremoto. Muore pochissimi anni dopo, che muore alla fine del 79, e quindi perché era affetto da tumori, ma scatenati anche da un modo di sopportare male, diciamo, la malattia. E sono gli anni che siamo stati molto più vicini, ma io ero già abbastanza indipendente, chiamavo, delle sue attività, che erano totalmente sfasciate dal terremoto, perché la sua vecchia fabbrica aveva fatto nel 1945 non esisteva più. E io ho ricominciato da altre a frugare nella valle sotto, e quindi ci siamo riavvicinati negli ultimi anni della sua vita, perché devo riconoscere che non gli avevo dato molte soddisfazioni e non ho avuto purtroppo neanche il tempo di vedere quello che è stato creato dopo. Mia madre se n'è andata immediatamente, perché quando le persone vivono insieme per simpatia muore uno, muore anche l'altro, quindi è successo anche questo, e ci siamo trovati io e mia sorella, diciamo, soli abbastanza presto, e sto parlando sempre subito dopo il terremoto, che sono passati 40-45 anni che sono passati da allora. Ma nel frattempo facevo anche il sindaco, perché non ero legato a nessun partito politico, ero un simpatizzante allora di Ugo La Malfa, me lo ricordo ancora molto bene, repubblicano. Ed ero io e Cecilia Danieli, eravamo gli unici due in Friuli Venezia Giulia che eravamo, tanto i repubblicani erano 4-5 di loro, non di più, eravamo pochissimi. Ed eravamo, io ho conosciuto molto bene la Cecilia Danieli, che eravamo abbastanza in sintonia, e sono stato eletto sindaco, ma non sotto un partito, perché il vecchio sindaco di Vito d'Asio, di Anduins, era un vecchio democristiano che dalla guerra in poi aveva sempre governato il paese. La gente si era stufata, perché dico dopo tanti anni. Ci racconta un po' della sua esperienza di sindaco in quegli anni del post-sisma, diciamo. Beh, io mi sono trovato col terremoto, che ero sindaco già da 4 anni, e quindi ero già maturo come gestione, diciamo, di questo piccolo comune. Il terremoto è stato, mi sono trovato imprenditore, perché avevo già l'azienda che era piuttosto grossa, avevo già 200 dipendenti in Val d'Arzino, mi sono sindaco e insomma, è stato uno shock. È troppo lungo parlare di quello, ma fortunatamente l'azienda era nuova, moderna, metallica, è rimasta un centro di servizi per tutta la Val d'Arzino e Forgaria dintorni, perché c'erano i servizi, c'era l'acqua corrente, c'era tutto che funzionava, pur avendo avuto gravi danni perché capriate e macchinari si erano rovesciati, impianti si erano un po' anche sfasciati, però c'era quel minimo di funzionalità. Io ho usato l'azienda come il centro operativo di 3 comuni per poter raccogliere la gente, ma purtroppo fare anche il funerale. 90 morti di Forgaria davanti al piazzale della Lima. Quindi 90 bare messe tutte quante in fila, era l'unico posto dove si poteva raccogliere le 90 bare. E quello lascia un po' il segno, ecco, diciamo. Poi c'è stata la ricostruzione, ovviamente io ero contestatore da ragazzo e non ho perso questa iniziativa, questo modo di essere da grande, e quindi sono andato in contestazione con la regione, eccetera, eccetera. Zamberletti, che era il commissario mandato al governo, aveva fatto amicizia con me. Un certo Indro Montanelli, che molti di voi lo ricordano, grande giornalista, me lo vedo arrivare a Fragonia. Piacere, sono Indro Montanelli. Dico, dice, ho raccolto 4 miliardi e mezzo col giornale e glieli porto a lei, perché so che lei è uno sbrigativo. Dico, grazie. Forte di questa donazione,
preso coraggio e ho fatto un editto dicendo: sequestro tutti i cantieri della regione, della provincia, di tutti quanti, e gestisco in prima persona. Ho trovato un generale del reparto carri armati di Spilimbergo che mi ha dato una decina di Leopard, si chiamano così, per sgombrare le macerie, e ho preso un po' l'iniziativa. Poi l'ho pagata cara gli anni dopo, perché le denunce sono arrivate e sono stato sotto giudizio per eccesso di eccetera eccetera. Ma finiamola qua, quelle cose del terremoto. Mi sono trovato in un momento in cui avevo un'azienda già bella cresciuta e avevo un comune e i comuni limitrofi che si sono accordati con me per risolvere un problema gravissimo che avevamo. È stato un momento di grande crescita perché per gestire queste cose qui, io nel 76 avevo, non mi ricordo più quanti anni, pochi. 32. 32. E quindi in quel momento, nel 76, qui arriviamo alle aziende, avevo già cominciato una espansione in giro per il mondo. Avevo aperto nel 72 una filiale ad Avellino che era legata all'automotive, perché negli anni 70-80 il gruppo Lima l'avevo fatto crescere fornendo le case automobilistiche europee di componenti. E andando all'Alfa Romeo, avendo aperto uno stabilimento a Pomigliano d'Arco, mi aveva obbligato a aprire uno stabilimento là per fornire, diciamo, l'azienda. Quindi avevo già uno stabilimento con 100 persone ad Avellino. Piccolo dettaglio: 76 terremoto in Friuli, 100 dipendenti di Avellino sono fiondati a Flagonia, sono arrivati su con le corriere per dare una mano ai loro compagni qua. 1980 terremoto di Avellino, Lima Sud si chiamava. 100 dipendenti di qui sono andati giù ad Avellino e io mi sono sentito invece un po' sfigato, perché terremoto qua, 4 anni dopo terremoto laggiù, mi sembrava un po' esagerato, ma nel frattempo stavo per aprire una filiale in Brasile, nello stato del Paraná, a Curitiba, 1000 metri di quota, sempre per fornire le industrie automobilistiche del Brasile. Là terremoti non ce ne sono stati. È un'attività che non è durata poi moltissimi anni, ma è nata proprio durante il terremoto. Quindi mi trovavo a gestire il sindaco, l'azienda, dovevo andare in Brasile una volta al mese, andavo ad Avellino avanti e indietro, naturalmente non c'erano gli aerei e le linee come oggi. A Avellino andavo in motocicletta, a dire il vero, perché era l'unico modo per arrivare veloce, facendo la Romea, l'Umbria. Io in 8 ore, 9 ore ero in ufficio ad Avellino. In Brasile prendevo il volo il venerdì per tornare indietro il lunedì, perché approfittavo del weekend per poter essere lavorativi, diciamo, da quelle parti, e è iniziato, diciamo, lo sviluppo industriale all'estero. Beh, forse non tutti sapevano della sua attività nel settore delle forniture automobilistiche, ma certamente tutti sanno, tutti collegano il suo nome al settore biomedicale. Ci vuole un po' parlare di come è iniziata la sua attività in questo settore? Nasce dalla passione mia sulla conoscenza di nuovi materiali. Nel 1950 nel mondo appare un metallo nuovo che si chiama titanio. Il metallo nuovo nella tabella è sempre esistito, ma si aveva cominciato a trasformarlo, si aveva trovato il modo per ricavare dai minerali questo potente materiale che si chiama titanio. Io mi sono appassionato per la mia esperienza, la mia capacità di conoscere la metallurgia e tutte queste cose, sempre in maniera autodidatta. Attraverso delle amicizie mi sono spostato a Birmingham, in Inghilterra, dove era l'unico impianto sperimentale per la produzione di questo materiale. Sto parlando sempre negli anni 70, fine 60, inizio del 70. E lì ho colto questa capacità, questa grande capacità. Ho importato in Italia questa capacità a fare dei prodotti basati sul titanio e sono stato quello che l'ho introdotto in Italia. Prima domanda che mi sono fatto: come lo sfrutto industrialmente? Settore dell'automotive, settore dell'aeronautica, settore della medicina, settore della chimica. Sono dove le caratteristiche fisiche di questo materiale risolvono moltissimi problemi. E quindi ero considerato come un po' il guru del titanio ed ero chiamato un po' in giro da tutte queste grandi aziende per avere
dei lumi su come si poteva impiegare questo materiale. Questa è la molla che ha spinto lo sviluppo industriale, perché ero detentore di una conoscenza che altri non avevano. Dove l'applicavo? Automotive, ma soprattutto ero diventato amico dell'ingegnere Enzo Ferrari, perché poi in Formula 1 producevo le biele della Formula 1, quindi mi sentivo partecipe alle vittorie delle Formule 1, però non era lì il guadagno, lì era la sperimentazione, diciamo, del tutto. Finiscono gli anni 80, l'automotive comincia ad andare in crisi, no? Sto parlando dell'economia mondiale, europea. L'automotive ha avuto i motori in generale, che siano automobili, che siano moto, che sia tutto quello che si muove, il grande sviluppo è stato dal 60, 70 fino all'80. Dopo gli anni 80 comincia il declino. Arrivano i giapponesi, i cinesi non dopo, tutti questi qui. E anch'io mi sono reso conto che stando qui a Flagonia con gli altri stabilimenti in Giappone era meglio che cominciassi a pensare a qualcos'altro. E il titanio dove trovava grande applicazione? In aeronautica. Quindi mi sono recato negli Stati Uniti, c'era la Boeing che era già in grandi stabilimenti aeronautici, e lì ho cominciato a prendere grandi commesse per lo sviluppo degli aerei. Il grande sviluppo degli aerei si è fermato solo col Covid al momento, ma ovviamente negli anni 90 andava molto alla grande. E ho sviluppato tutte queste attività fino agli anni 2000. Però per me nel 2000 l'Italia, per la sua politica industriale che ha fatto, era poco avvezza all'industria aeronautica. In poche parole l'Italia ha fatto un errore madornale. Non ha scelto di partecipare al consorzio Airbus, che è quello che ha avuto il più grande successo, e io ero escluso da tutte le commesse europee dell'Airbus. E allora ho deciso di cambiare di nuovo attività. È la seconda volta che mi capitava di dover rivoluzionare le aziende cambiando obiettivo. E nel 2000 cosa ho fatto? Medicale. Avevo cominciato già negli anni 80, in maniera modesta. E lì l'applicazione soprattutto nell'ortopedia. Le protesi ortopediche, i ginocchi, le anche, le spalle e via dicendo, nascono in quegli anni lì in maniera molto timida. E io ero il detentore del titanio, un materiale ideale per la biocompatibilità. Poi la mia capacità di sviluppare questi prodotti hanno prodotto molti brevetti importanti, brevetti di processo, brevetti di prodotto nel settore. E quando arrivo nel 2000 è stato uno shock, la lira spariva, nel 2000-2001 è arrivato l'euro, vi ricordo, poi era finito il secolo, si cambiava millennio. Per me era importante questo fatto. E ho chiamato tutti i miei dirigenti, compresi quelli che avevo all'estero, e ho comunicato a loro che da quel momento lì, dal 1° gennaio del 2000, nel giro di 365 giorni, l'azienda cambiava pelle. Ci si puntava tutto ed esclusivamente sul medicale. Ovviamente voleva dire chiudere gli investimenti su tutti i settori e chiuderli piano piano e sviluppando quello del medicale, cosa che ho fatto, è stata una scelta più che opportuna. Vi do solo alcuni dati, che il settore medicale all'inizio del 2000 era un gruppo di 30 persone, solamente fatturavano più o meno 30 milioni di euro, diciamo. 12 anni dopo, non 20 anni, 12 anni dopo, queste persone erano 1050 e fatturavo 200 milioni, più o meno, in 12 anni. I suoi collaboratori, i suoi dipendenti, l'hanno sempre seguita con cieca fiducia o una decisione dirompente come questa di chiudere le attività negli altri settori di produzione, come dire, è stata spaesante per la sua organizzazione? Avevo la fama di cambiare spesso dirigenti, ed era vera. Un amministratore delegato di qualche mia società non durava mai più di 3 anni.
così è successo, non mica un record, per carità, neanche me ne vanto. Ma perché non c'era questa condivisione. Io ho una mania, no? Quello di fissarmi degli obiettivi e di doverli raggiungere a qualsiasi costo. A prescindere che ci sia Manny, Tony, amici per tutta la... No, se lui non partecipa a questo obiettivo, a questo raggiungimento, lui deve essere, con tutte le cautele, messo a parte. Tutto qui. Io l'ho sempre applicato questo. Ma molte volte sono stato capito, altre volte no, ma spesso i dirigenti mi ringraziavano dopo, a distanza di molto tempo, ma avevo un turnover delle persone al vertice, perché gli operai non è, ma che era molto, ma molto, ma molto elevato. L'unico che era sempre lì era solo io, e quindi anche nei miei consigli di amministrazione che facevo avevo un tavolo bello grande, ma giravo intorno e mi consigliavo da solo, insomma, girando e cambiavo nome ogni 5 minuti. Ma questo è stata un po' una mia caratteristica, nel senso che deciso l'obiettivo, fatta la scelta ponderata, condivisa o non condivisa, così si doveva fare, perché il tentennamento, il cambiare in 5 minuti un po', arriva un altro amministratore, un altro finanziario e ti dice ma io farei così, si fa così. Non era possibile. Il capitano è il capitano, insomma. Il capitano nel bene e nel male. Ovviamente tante volte anche si sbaglia, non è che è andato tutto dritto. E la scelta di spostare la Lima da Anduins, dove era nata, a San Daniele, come ha avuto origine? Ma lì sono cose un po' difficili, nel senso che lo sviluppo a Flagonia è stato fatto finché c'era un bacino di manodopera sufficiente a sviluppare, perché anche lì non è una valle molto... Cioè, importavo molta manodopera da sud, poi lo scendere a San Daniele è stato avvicinarsi un po' alla residenza di molti dipendenti. Avevo cercato di risolvere un problema a Villanova e San Daniele che si chiamava Bernet, facevano costumi da bagno, no? Il vecchio stabilimento che era lì mezzo abbandonato. Io da imprenditore mi ho chiesto una mano e l'ho rilevato, poi ho cercato di fare un po' di costumi, immaginate che facevo costumi al bagno, erano belle le modelle, ma il titanio non si poteva impiegare, quindi ho rilevato il vecchio stabilimento e ho cominciato ricerca e sviluppo e da lì poi è stato espanso. Devo dire che poi non è l'unico stabilimento, uno stabilimento importante l'avevo fatto a Pechino per esempio, nel 2005 avevo fatto uno stabilimento a Pechino che ho chiuso all'inaugurazione, il giorno dopo l'inaugurazione, quindi era un errore madornale che avevo fatto e inaugurato la sera con tutta la banda e i politici di Pechino, alla mattina alle 7 ho chiamato il dirigente, adesso si comincia le pratiche per la chiusura. Sono durate 5 anni queste pratiche perché era difficilissimo chiudere, molto più difficile che non aprire, e me ne sono andato via nel 2005 dalla Cina, cosa che ho fatto bene. Adesso scappano tutti adesso, un po' tardi, perché non è compatibile la mentalità nostra europea con quella cinese. Finisco qui perché il discorso è molto lungo. Invece dove ho delocalizzato? I macchinari che erano destinati alla banchina del porto di Trieste andare a Pechino sono andati tutti, udite, sono andati a Trapani, come dicono in Sicilia. Trapani. Ho trovato un vecchio stabilimento, nuovo, mai partito, preso in affitto e ancora lì. Sono andato all'Università di Palermo. Ho chiesto l'indirizzo di tutti i laureati in ingegneria meccanica, elettronica, che erano emigrati in Europa. Ho scritto a questi qui chi era la Siemens, chi era la Mercedes, chi era in Svezia. E ho detto, sono venuti giù, ne ho assunti 60 e ho portato, lì ho fatto i miei grandi brevetti e ancora oggi esiste questa fabbrica che è in provincia di Trapani. È una fabbrica che nessuno sa che esiste, ma questa è per una mia scelta fatta a suo tempo. Ho assunto un colonnello dei carabinieri, l'ho nominato dirigente ambientale e lui mi ha protetto. Quindi da questa fabbrica nessuno si poteva avvicinare, non si sapeva cosa si faceva dentro, i dipendenti giuravano di essere molto riservati, io non ero né il proprietario né nessuno. Ogni volta che scendevo a Palermo lui mi prelevava, non sapevo mai dove andavo a dormire, faceva queste cose,
Non ho mai avuto un contatto con un avvocato, con un commercialista, questo era per evitare. L'azienda non era un'azienda, era una filiale, quindi non c'era nulla, non c'era un bilancio da fare, non ci serviva. In questo modo ho preso il meglio della Sicilia, che sono questi tecnici che erano formati, che loro stessi difendevano la loro fabbrica, e lì abbiamo sviluppato il più bel brevetto che io abbia mai fatto, che ha reso grande la Lima, il nome in giro in tutto il mondo, ed è stato sviluppato e tuttora è prodotto là. Dovevo avere un impianto, un posto, dove la concorrenza mondiale non poteva venire a curiosare, perché la Lima a San Daniele, anche oggi, ha tantissimi ospiti, chirurghi, specialisti, si fanno i meeting in continuo e quindi il segreto è difficile da poter mantenere. A Trapani vi assicuro che è molto facile mantenere. Quando si vedevano le telecamere uno a distanza di qualche chilometro senza la coppola in testa, subito tutti si domandavano chi è quel signore là. A noi però lo potrebbe raccontare questo brevetto, almeno a grandi linee. Questo brevetto è un'idea che mi è venuta sempre conoscendo la metallurgia, i metalli, le cose, la fisica. Si chiama Trabecola Titanio, che il sottotitolo è Natura Imitatio, cioè io ho copiato la natura. Insomma, una protesi ortopedica, il primo compito che ha è quello di aderire al segmento osseo in cui viene ospitata, cioè deve essere stabile all'interno, deve questa protesi far finta di essere una componente del nostro scheletro, no? Non può essere rifiutata, cose, che è il problema principale di queste. Studiando l'osso agli ingrandimenti evoluti, ovviamente l'architettura dell'osso, la parte più piccola si chiama trabecola, è la forma geometrica di come cresce l'osso. E dico, io lo voglio copiare, ma per copiarla come si fa? In titanio. E allora, attraverso le mie conoscenze, perché nella ricerca e sviluppo ho sempre collaborato con tantissime università, ovunque, ho sempre investito più del 10% del fatturato delle aziende in ricerca e sviluppo. Quello era un mantra, ero obbligato a fare questo. Quindi prendevo ragazzi, gente, tutti quanti e davo i temi. A Göteborg c'era una piccola università in Svezia che vengo a conoscere, a sapere che avevano sviluppato un cannone a fasce di elettroni sotto alto vuoto che poteva fondere in piccole particelle micrometriche il titanio. Quindi corro su a Göteborg, faccio una joint venture con l'università di cosa e costruiamo un macchinario, ovviamente sotto alto vuoto, eccetera, eccetera. Cosa abbiamo fatto? Prendevamo un fascio di elettroni, li lanciavamo attraverso il cosiddetto cannone, questo cannone aveva altissima energia concentrata in un punto molto piccolo, e questo punto molto piccolo attraverso un computer lo potevamo orientare sempre sotto vuoto. Banale a dirlo, però a farlo funzionare c'è stato 4 anni, ci abbiamo messo. Morale, siamo riusciti a costruire nel vuoto una trabecola, una copia della trabecola umana. Il formato di queste trabecole, a seconda nell'acetabolo e nell'osso lungo, cambiano le dimensioni. Quindi io cosa ho fatto? Sono riuscito a produrre una protesi che ha la stessa geometria dell'osso. E quando queste qui vengono compenetrate, abbiamo imbrogliato l'osso, perché l'osso riconosce la sua forma geometrica, è compatibile e cambiava la sostanza. Quello era titanio, mentre l'osso non è titanio. E questo è stato un grande brevetto. Il brevetto poi è stato nel metodo, nel processo, perché non posso brevettare la trabecola dell'osso umano. Questo ha permesso di produrre numerosissime protesi che vanno tuttora molto bene. Però vi assicuro che la produzione è molto sofisticata. E dove l'ho fatta? A Trapani, perché nessuno poteva avvicinarsi e guardare nemmeno a distanza con i binocoli i processi, perché sono facilmente copiabili in qualche maniera. È chiaro che per arrivare a pensare a queste cose non basta la creatività, serve anche la formazione.
Lei ha parlato della sua curiosità e del suo interesse per la fisica, i materiali, ma io immagino che lei qualche esperienza l'abbia fatta anche in sala operatoria. Quando c'è stato da progettare, diciamo, le protesi, ho avuto la fortuna di trovare un professore ortopedico che mi ha detto: caro Gabriele, tu vieni tutti i mercoledì alle 5 del mattino, ti cambi e fino a mezzogiorno operi con me. Mi ha nominato, in quegli anni si poteva fare, oggi no, mi ha nominato suo assistente, ho imparato a suturare, la manualità mi viene bene a me, ho imparato a suturare, poi a cauterizzare, poi a tagliare, e alla fine io negli anni 80 impiantavo ginocchi in mezza Europa, perché io ovviamente andavo anche come titolare di azienda a presentare il prodotto e finivo sempre nelle sale operatorie. Si operava anche di notte allora nei vari paesi europei, si operava alle 8, 9, di 6, 10, io andavo in sala operatoria con tutti i mezzi intorno, io operavo, mostravo proprio come si impiantava, diciamo, un ginocchio, perché avevo acquisito questa, ovviamente non ufficialmente, non potevo farlo ufficialmente, però dimostravo come si poteva, perché non è solo il progettare la protesi, è progettare l'accesso, progettare gli strumenti, perché non è che abbiamo in mano un cadavere, abbiamo una persona che vive, quindi non possiamo squartarla, quindi con piccole incisioni bisogna andare dentro e si lavora senza vedere, quindi si deve posizionare il tutto ovviamente con degli strumenti appositi. Questo l'ho fatto, era la mia passione, però la guida di tutto è il titanio, cioè l'applicazione, diciamo, del titanio. Il successo, se ne è parlato in giro per il mondo medicale, ho fatto congressi in tutto il mondo, sono diventato una piccola personalità in quel settore lì, e che quando io ho deciso di, passati i 70 anni, di ridurre le mie attività lavorative, perché ritengo che l'uomo ha la sua parabola, quindi dopo non potevo più girare il mondo come giravo prima, in continuo, dormendo sempre molto poco, girando. Ho detto, cerco di passare la mano ad altri, e questi brevetti, questi prodotti sono stati valutati dai finanziari in giro per il mondo delle cifre strepitose, perché dopo la seconda parte del nostro discorso. Queste cifre strepitose grazie non solo alle maestranze, allo sviluppo, ma al potenziale di questi brevetti. E quindi sono stati valutati delle cifre spaventose. Io ero arrivato fino a quel momento lì con i soldi delle banche, perché non abbiamo mai goduto di finanza propria in casa nostra. Io ho vissuto invece di tanta fiducia delle banche, perché ogni volta che chiedevo soldi, ne chiedevo 10, me ne davano 11. Perché? Perché per tutta la mia vita avevo sempre reso i soldi un giorno prima, mai un giorno dopo, sempre. E quindi ogni volta ho chiesto di chiudere il finanziamento in tempo. Questo mi dava la possibilità di chiedere cifre notevolissime. Quando ho ceduto l'Ima Corporate, la prima quota, la prima parte, la valutazione è stata strepitosa. E io ho potuto saldare tutti i miei debiti in 4,48 senza girarmi, era una piccola parte di quanto io avevo preso grazie a questo modo di lavorare. Però ripeto, tutto quello che avevo fatto con i soldi delle banche. Ma a quel punto, ceduta la Lima Corporate, lei non ha pensato neanche per un minuto di fermarsi? Ma è stata una tragedia, perché quando uno tutta la vita riceveva i vari direttori delle banche, non delle filiali, delle partigiane. Cioè, no? Poi avevo già cominciato a lavorare con i fondi, no? I fondi di investimento. No? Uno aveva, si parlava di miliardi, no? In quegli anni. No? Allora diceva, quanto hai bisogno? 12 miliardi, sì, ma se me ne dà 17,5 di lire, 17 miliardi di lire, 14 miliardi di lire. Poi nel consiglio di amministrazione non avevo i consiglieri, io avevo le banche, o i fondi, cioè chi mi dava i soldi, e ogni volta diceva, come investi quei soldi? Facciamo lo stabilimento noi, facciamo questo. Tutte le volte questo si era più o meno realizzato. E quindi la fiducia era, quando poi mi sono trovato che vendendo una quota delle quote hanno versato dei soldi, la mia vita è cambiata, ma non ero mai stato
così nella mia vita. Mi sono trovato con soldi che io dovevo gestire e mi sono preso dall'altra parte della barricata. Ci ho messo un paio d'anni a capire come si gestiva il non debito, ma lo chiamavo il non debito. E a questo punto lei ha pensato il non debito di riversarlo in qualche modo nel territorio che era stato uno dei grandi fattori del successo del suo lavoro. Qua arriviamo alla parola filantropia. Ho fatto crescere anche tantissime aziende in zona e anche fuori zona. Ce ne sono tante ancora molto vitali, proprio costruite, sono dei spin-off, diciamo, della Lima. Quello lo facevo con il lavoro, no? Dandogli lavoro e facendoli compartecipare al nostro sviluppo. Poi, non avendo più questo tipo di attività, ho detto, bene, cosa faccio di questi soldi? Certo, esistono le banche, esistono chi per te lavora, te li mette in rete, ma non fa parte dell'imprenditore, tutto qui. Quindi li parcheggi. E allora ho detto, li parcheggio. Una volta parcheggiati ho pensato di tornare al territorio quello che il territorio mi aveva un po' dato. Cosa mi aveva dato il territorio? Il successo. Perché se io ho detto prima che sono sempre tornato in Friuli perché mi piaceva il Friuli, questo mi ha fatto guadagnare. Non so se tanto, poco, di più, di meno, non mi interessa. Però alla fine devo ringraziare tutti i miei dipendenti, le centinaia di persone che hanno lavorato per me. Il posto mi piace, dico, rinvesto una buona parte di questo capitale, lo rinvesto sul territorio, cercando di svilupparlo, di dare una mano, diciamo, allo sviluppo. E quindi ho detto, faccio degli investimenti che non devono avere il tornaconto o un ritorno economico proporzionato alla spesa. Questo è stato il fondamento. Ovviamente quando parlo di filantropia, adesso vi parlo della parte visibile. C'è una parte invisibile che nessuno saprà mai e non lo dirò mai a nessuno, cioè gli aiuti o qualcosa che ho deciso di dare a tutta quell'associazionismo che esiste, che serve a lenire i problemi di molta gente. Ma quello non si fa con la pubblicità, lo si fa, punto. E quando io faccio queste cose chiedo il giuramento che non si deve sapere, punto, basta. E io sono soddisfatto così. Quello invece che si può sapere, siete seduti in una sala di convegni, a un certo punto alberghi in Friuli, un disastro, provincia di Udine, anche lì, se dico se è bello per me stare a Fagagna sarà bello anche per un altro. Tradizioni alberghiere o di servizio non ce ne sono, quindi ho detto c'è un golf, è lo sport, c'è una natura, ma faccio un albergo, anzi faccio un resort, ma nel resort si fa facciamo un concentro medico, facciamo anche un wellness, facciamo tutto importi importanti. Io ho girato tutta la mia vita il mondo, quindi conosco a menadito tutti gli alberghi, tutte le cose, e quindi ho partecipato al progetto. Ho preso un architetto che era maleabile e abbiamo fatto modellini, quello che voi vedete adesso è diventato che è la mia aspirazione di come si deve fare un albergo, né più né meno. Questa è la parte più piacevole, la parte è formare la gente, poi condurre queste cose, a convincere tutti quanti come si gestisce un albergo di questa categoria, come è stata dura. Poi ho cominciato con i medici, perché ho aperto il centro medico, privato, perché a un certo punto non è convenzionato, perché ho detto qui bisogna dare un po' una spinta, che adesso va tanto più di moda così. E anche qui i medici ho avuto il mio da fare, a cercare di convincerli tutti quanti, però adesso finalmente ho imboccato la strada giusta. I medici sono meno malleabili dell'architetto. Pochissimo malleabili. Ma poi li conoscevo da sempre, perché nel mio mestiere, perché il mio concetto era di un centro per il benessere, di un posto bello, che servizi devi dare? Uno viene qui, può andare a giocare a golf, fa la camminata, va a mangiarsi il prosciutto a San Daniele, può andare, fa in piscina, c'è una piscina a 25 metri e può nuotare, vuole il massaggio, si massaggia, vuole l'oculista, scende e c'ha l'oculista, vuole fare una dieta, può fare anche la dieta, a me cresce la pancia invece, ma tutte queste cose con delle camere, con un paesaggio bello.
ho voluto donare a questo territorio un qualcosa che piace. Abbiamo preso la batosta del Covid, perché naturalmente dopo tutto l'avviamento arriviamo al 2019, finalmente adesso decolliamo e poi ci è arrivata la chiusura, 2 anni persi, adesso vediamo di recuperarli questi 2 anni. Ma la stessa roba avviene per le altre passioni, il volo. Certo che c'è un aereo, certo che io volo sempre, certo che ho la passione, ma non per questo devo costruirmi una pista, un hangar e tutto il resto. Ho cercato una struttura che esisteva, che era l'Avro di Osopo, e l'ho rilanciata investendo per un turismo per questo posto. Ecco, ricordiamo per chi non lo sa che il signor Lualdi è un fondatore, perché ha costituito una fondazione che è la Fondazione Lualdi Aerospazio, che ha tra i suoi scopi statutari la promozione della cultura del volo. Tra le cose varie filantropiche c'è la Fondazione Lualdi. La fondazione non è mia, noi abbiamo messo dentro dei soldi, parecchi soldi, ed è di tutti noi, perché la fondazione è controllata dalla regione. Io ne sono presidente perché sono il fondatore, sono presidente a vita perché sono quello che ha messo tutti quanti i soldi, ma non è mia. La Fondazione Lualdi è proprietaria di tutto quello che è stato fatto a Rivoli di Osopo, e finanziamo non solo, diciamo, la pista, il volo, ma la cultura del volo. Cosa vuol dire? Dalla parte storica alle iniziative per promuovere, a favorire i vari personaggi che vogliono iniziare l'attività volativa, cioè che vogliono diventare piloti, eccetera, eccetera. Tutto quello che è legato al mondo del volo, la Fondazione ha il suo statuto. Ed è diventata una cosa molto piacevole anche vedersi, perché siamo considerati la più bella aviosuperficie d'Italia e stiamo attraendo i 200.000 possessori di piccoli velivoli che ci sono oltre le Alpi. Voi non sapete, ma oltre le Alpi ci sono 200.000 che posseggono aerei monoposto fino a 7 posti, di aerei, diciamo, di dimensioni, e questi possono trovare un posto, un approdo, e favorire il turismo, visitare la regione e via dicendo. È una nostra iniziativa che è come quella del golf. Il golf l'abbiamo portato a livelli di conoscenza europea, è un campo molto conosciuto in Europa, abbiamo ricevuto dei riconoscimenti importantissimi dagli inglesi ed è un polo di attrazione per il turismo questa attività. E quindi sono attività che riguardano la nostra passione, la mia passione, ma che piano piano ho trasformato in attività di produzione di turismo. Difatti sono in contatto con FVG per dire, ragazzi, non solo per me, ma anche per tutti gli altri campi da golf o per le altre aviosuperfici, cerchiamo di promuovere, diciamo, questa iniziativa friulana che può portare un turismo importante nella nostra regione. Questo è lo scopo dell'investimento filantropico, non solo quello nascosto che ha il suo peso ed è giusto così, ma anche quello palese, vuol dire costruire delle attività che anche senza lo scopo economico, che non devono avere il ritorno economico, un'entità di investimento che è sproporzionato al ritorno che uno si aspetta, cioè ritornare alla comunità parte del denaro che io ho ricevuto grazie alla vendita, diciamo, delle società. Ecco, nella sua idea di cui parlavo prima di promozione del Friuli come luogo di turismo esclusivo, diciamo così, lei ha trovato un appoggio, ha trovato una sponda nella regione in promoturismo o si è sentito solo? Diciamo che non ho mai chiesto contributi, perché la parola contributo non l'ho mai pronunciata e non la voglio pronunciare. Non è questo l'attacco alla politica. La politica, non avendo richiesto i contributi, si è disinteressata. E io spiego alla politica che possa interessarsi anche a chi non chiede il contributo, che forse è gratuito, e quindi darsi una mossa. Sono sempre stato un po' critico con FVG, però li voglio bene, li invito ogni volta, tutti quanti, sempre a presenziare alle varie manifestazioni che noi facciamo, no? e a produrre comunicazione. Molte volte cerco di insegnarglielo qualche volta, però
i funzionari pubblici hanno una tempistica, un modo di operare che non va tanto d'accordo con... Ecco, tutto qui. Chiudiamola qua. Sì. Ma per fare onore al nostro titolo ci deve dire qualcosa della sua passione per la vela. La vela, anche lì sto cercando di... a me piace circondarmi da persone giovani, volenterose, che io aiuto per prendere un mestiere. La vela l'ho sempre avuta fin da ragazzo, perché uno che vola, uno che va per mare col vento, gioco a golf all'aperto, quindi sono tre attività che sono molto legate fra di loro. La vela ho avuto delle grandi soddisfazioni anche così sulle regate che abbiamo fatto, cioè questa competizione con i Triestini, no? La regione, il vertice della regione sta a Trieste, quindi sono spesso anche a Trieste. È un friulano che vince le regate, è una cosa che non... Può dare fastidio. No, è una mia soddisfazione. E ogni volta ho detto, equipaggio tutto friulano, nessun triestino a bordo perché... Per evitare i sabotatori. Per evitare i sabotatori, quindi diciamo che adesso sta diventando più ancora importante, ho creato una società per lo sviluppo anche di questo sport della vela, ho barche importanti, abbastanza importanti, e quindi stiamo creando anche lì, come con l'aeronautica, un luogo di formazione di persone che possono diventare dei grandi velisti, che prenderanno come mestiere, diciamo, questo lavoro. Quindi ne approfitto non per il mio divertimento, ma ci dedichiamo tanto assieme agli uomini che portano la barca assieme a me, per sviluppare questi 18enni, 16enni, no? Che hanno questa passione, fanno l'istituto tecnico del mare a Trieste, fanno tutti questi qui, quindi è una cosa che è leggermente filantropica anche questa. A me piace molto creare questi giovani che crescono, ne abbiamo già formati abbastanza e altri li abbiamo in formazione per i prossimi anni, e spero finché vivo di poter sempre andare al timone con una barca a vela, ecco. Io credo che l'idea del vulcano renda abbastanza, insomma, ecco, il tratto di questo personaggio. Penso che si potrebbe anche passare la parola al pubblico a questo punto per vedere se qualcuno ha delle domande, delle curiosità per il nostro ospite. Gabriele, ti sei dimenticato le macchine, Pirelli. Vabbè, ma Ho scritto lì, ho detto, sì, no, ma Pirelli, sì, vabbè, un'attività giovanile. Forse. Attività giovanili, ho fatto anche un corso in moto per 7 anni. Ho corso in moto per 7 anni, ero pilota ufficiale di una casa di motociclette, ma fa parte di attività di corollario, tutto qui. La passione dei motori c'è sempre stata, ma chi di noi non ha la passione per i motori? Lo do per scontato quello. bisogna provare ad andare in macchina con Gabriele. È più difficile volare, Così. è anche più emozionante volare. C'è Ida qui che viene ogni tanto con me raramente, che fa di quelle facce. All'aeroporto una volta ha detto, ma frena un po', no? Sì, l'autostrada. Posso chiedere dove trova il titanio? Ma guarda, il titanio fortunatamente sulla crosta terrestre è abbastanza diffuso come metallo. Il problema è la trasformazione, che è molto costosa. I giacimenti importantissimi, come sempre in Russia ce ne sono parecchi, quindi, però non solo in Russia. La trasformazione, la costruzione del titanio è più, diciamo, inglese e americana come produzione. Ed ha avuto un grande successo in questi ultimi 20 anni, perché se non esiste adesso velivolo aereo che non abbia delle grandi parti, è un peso specifico molto basso, quindi favorisce. E nella sanità io sono stato un po' il fautore all'inizio, oggi tutta l'ortopedia mondiale, tutta, compresa quella cinese, è tutta basata sul titanio. C'è stata una convinzione che è durata tanti anni contro altre leghe che gli americani volevano imporre, però la nostra tesi è stata quella vincente. E non è raro come materiale, è costoso, sì, perché è la sua trasformazione che è molto difficile e complicata, ma non è raro. Ci sono anche le valvoline per il glaucoma che usiamo in titanio. Beh, anche tutta l'implantologia dentale, tutta in titanio, anche quella. No? Altre domande? Beh, anche, abbiamo anche il cardiologo, qui anche gli stent, sono tutti quanti in titanio, perché è un materiale biocompatibile con un'ottima resistenza.
A parte il titanio, pensavo che dove trovassi tutte le energie, mi chiedevi dove trovo tutte le energie. Nella sua mente. Bene, se non ci sono domande possiamo chiudere qua la serata. Sì, comunque naturalmente ringraziamo il mancato ingegnere per averci intrattenuto. È stata veramente una bella serata, molto interessante, e vi ringrazio tutti che siete stati qui. Fra un momento ci trasferiamo per qualcosa di altrettanto interessante, speriamo. Naturalmente a fine serata c'è lo scambio del guidoncino, cioè il nostro guidoncino, quello dei 50 anni. 50° anniversario. Sì. Anche il golf compie 50 anni quest'anno. Questo è 2 anni fa, ma insomma, 50 anni è sempre importante. La cosa più preziosa è la dedica dietro. Bella. Poi c'è... Devo fare la mano? Aspetta che c'è una foto. C'è il fotografo di... L'altro omaggio di quest'anno è il libro dell'ultimo relatore di questa serie di convegni che abbiamo fatto, e che approfitto così vi invito tutti alla serata fra 2 settimane giuste. Ci sarà Alessandro Fontanelli che ci parlerà prevalentemente di cardiologia ma anche di poesia. E Alessandro ha scritto 2 libri, 3. Adesso ho perso uno. Comunque non c'è 2 senza 3, quindi ha scritto 3. Questo è l'ultimo, e spero che trovi il tempo per apprezzare le poesie scritte. Grazie. E poi c'è una cosa più prosaica, che essendo Lions Club San Daniele il prosciutto non può mancare. La fettatrice immagino che ce l'abbia. Lo sai che si operava in maiali? Sperimentalmente, Sì, perché il maiale è molto simile all'uomo. Anch'io facevo la cataratta. Io facevo molte operazioni sui maiali. Le cataratte sui maiali. Ti do anche sentire, grazie. E approfitto per ricordare che il signor Lualdi, avendo molto tempo libero, ha scritto un libro. Ha scritto un libro che si chiama Al centro l'uomo, che raccoglie un po' la storia della sua vita e diciamo così anche l'essenza del suo pensiero, e ne ha portate alcune copie qui questa sera con lui per chi fosse interessato, per chi avesse voglia di soffermarsi ancora un po', ecco, sulla sua personalità. E sono a disposizione per chi la desidera, gratuitamente, non è Sto leggendo le istruzioni del cerimoniere, devo aver fatto quasi tutto giusto, devo solo salutare chi ci ascolta anche in diretta, e possiamo anche cambiare sala. Do il colpo ma dopo non finisce qua. Ci trasferiamo.